Un viaggio nell'arte orafa di Nanni Rocca, tra sacro e profano, da 6 generazioni, davvero maestri dell'arte orafa in Sardegna. Forse quel passato che loro hanno saputo intenerire davvero di bellezza, tutti pezzi fatti a mano, elaborati con cura, passione, con questa esperienza che è stata loro trasferita. E stasera davvero vedremo questi manufatti che ci incanteranno. Saranno diversi i temi che svolgeremo insieme. Attenzione ai particolari. Noi partiamo con una musica e vi racconteremo qualcosa che appartiene alla nostra storia. Applauso. Il viaggio nell'arte orafa di Nanni Rocca si apre con questi manufatti frutto di un'accurata ricerca storica, pezzi unici realizzati interamente a mano dai maestri Nanni e Pierluigi Rocca. Rosarios Enudeus, dal latino Agnus Dei, queste piccole teche per reliquie hanno accompagnato le preghiere dei sardi. Venivano fatte benedire, indossate, cucite all'interno delle vesti, regalate e appese alle statuette dei santi come ex voto. I rosari di Nanni Rocca, di uso comune in tutta la Sardegna, in tutti i paesi di religione cristiana e non solo, sono stati anche regalati ai grandi della terra, compreso Giovanni Paolo II, quando fece la sua visita in Sardegna nel 1985. E poi le prendas contra Sogu Malu, una collezione di oltre 200 gioielli scaramantici dei sardi, riproduzioni degli originali presenti in Sardegna dal 1700 ai primi del 1900. Un patrimonio culturale preservato dai Rocca tramite ricerche sul campo e numerose interviste agli anziani. Amuleti che Nanni Rocca ha voluto proporre in ben 6 spazi importantissimi, di cui 4 musei in Sardegna e una mostra itinerante che continua ad essere esposta da 20 anni in Italia e all'estero. Inserti ricchi di magia, abbiamo visto i rosari Saspostas che rappresentano i semi di rosa presenti nel sacro rosetto e si recita in tutte le occasioni più importanti della vita cristiana. L'altro capitolo di questa collezione porta in scena Sos Sonazzolos, il tintinnare dei campanelli e il suono emesso dal fischietto distraevano e divertivano il bambino, ma al tempo stesso il gesto di agitare il sonaglio e di produrre rumore aveva anticamente lo scopo di tenere lontano il malocchio e gli spiriti maligni. E le collane di Mores, composte da amuleti di vario genere, coralli, conchiglie, frammenti di vetro, campanelli, denti, corni, fino a un massimo di 20 elementi, si appendevano al collo alla vita dei bambini e delle donne per proteggere dal malocchio. Sommavano le virtù apotropaiche degli amuleti da cui erano composte. Il loro insieme, unito da una catena, elargiva il massimo della protezione. Sonazzolos e collane di Mores. La bellezza dell'arte di Nanni Rocca, nostro ospite questa sera a Padro. Lo accogliamo con un bellissimo applauso. In questo inserto di bellezza che vi riunisce, amiche carissime, e mentre Nanni si avvicina io vorrei un bellissimo applauso per Leonarda Catta,
che dell'arte della moda ha fatto un po' la sua casa, non solo indossando le creazioni e quindi dando bellezza a sua volta, ma proprio creando queste coreografie, questi movimenti, questi disegni che ci permettono davvero di apprezzare di più quello che loro, i grandi della nostra Sardegna, realizzano per noi. Nanni Rocca. Una storia bellissima di famiglia, dicevo, da 6 generazioni. Abbiamo visto un percorso tra sacro e profano, anche quei rosari meravigliosi, di cui uno, come abbiamo detto, regalato a Giovanni Paolo II, Papa, che venne in Sardegna nel 1985, ma ai ministri, ai personaggi dello spettacolo, alle autorità anche politiche che dall'estero venivano da noi e volevano in qualche modo far proprie delle creazioni orafe da voi realizzate, e poi i presidenti della Repubblica. Davvero grande maestro Nanni Rocca.